Questo significa protestare. Fermi noi, fermi tutti. E allora tutti in colonna, prima sulla tangenziale, poi lungo il Put, attorno alla città, per la protesta di Veneto Imprese Unite, che ha scelto un modo plateale per manifestare le difficoltà di locali, palestre e in genere tutte le attività economiche bloccate dalle restrizioni anti-Covid. Cartelli sui lunotti delle auto a Passo d'Uomo, traffico rallentato nell'ora di punta, alle 8 del mattino, quando i più si spostano per andare a scuola o al lavoro. Abbiamo protestato oggi perché dobbiamo far capire a tutti quanti che ormai siamo disperati, che continua a tardare qualsiasi cosa, il decreto sostegni tarderà di nuovo, il decreto di chiusure arriverà 12 ore prima della chiusura effettiva e siamo stanchi di questa situazione e dobbiamo far capire alla gente che bloccare le nostre filiere che incidono il 50% sul PIL italiano rischia poi di far fallire tutta quanta la nazione, perché comunque siamo noi che sosteniamo lo Stato con le nostre tasse e i nostri investimenti. In Veneto, ricorda Aiello, si sono già persi 60.000 posti di lavoro e 420 miliardi di fatturato. Non a caso, all'Estiore, alla conclusione della protesta, si celebra con tanto di bara il funerale delle partite IVA. Stiamo cercando di farci un po' sentire, perché sì, essendo un po', non dico gli unici che siamo fermi, è un po' più difficile normale. Stiamo cercando di fare qualcosa. Presenti e solidali anche i commercianti. È un anno che viviamo questa situazione e sarebbe ora di cambiarla, perché è un anno che ci chiedono di fare sacrifici e i sacrifici li abbiamo fatti a Iosa, adesso basta. Le proteste proseguiranno perché la situazione è drammatica. Io fino ad ora ho fatto 7 mesi di chiusura in un anno, ho lavorato meno del 50%. E purtroppo con i soldi che ci dà lo Stato neanche l'affitto non pago. Noi vogliamo lavorare, vogliamo solo tornare a lavorare, chiediamo un po' di libertà.